Una folla di amici e parenti ha salutato per l'ultima volta Giulia Mauri, tragicamente scomparsa a 38 anni, travolta il 3 giugno da un furgone mentre era in bicicletta lungo Viale della Repubblica. La cerimonia è stata officiata nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giovanni e Don Tiziano Rossetto, rispettivamente parroco del Sacro Cuore e parroco di San Pelaio, dove Giulia con il fidanzato Matteo vivevano da un anno. Prima dell'inizio della funzione è stata letta una lettera scritta dal compagno e dai genitori. Non c'è nulla che possa lenire il dolore di questa perdita, ma siamo certi che la sua gentilezza, il sorriso delle labbra e degli occhi, quegli occhi trasparenti che aprivano il cuore, la sua paziente determinazione e la perseveranza nei progetti continueranno a vivere nei nostri ricordi. Sopra il feretro di Giulia rose bianche e una corona di fiori gialli e rossi. Seduto a poca distanza il compagno di Giulia, Matteo, che ha trovato conforto nel supporto della madre Paola. In chiesa anche il sindaco Mario Conte. Assente alla cerimonia il padre di Giulia, Renato, gravemente malato. Lutto nel lutto, mentre la famiglia affrontava questo momento doloroso, lo zio Giorgio è morto durante la notte, forse a causa dell'immenso dolore per la perdita della nipote. La presenza di ciascuno di voi qui oggi è un tributo alla vita di Giulia e un segno dell'affetto e dell'amore che ha lasciato dietro di sé. I compagni del centro sportivo Rembucana, i maestri Ofelio e Davide Michelana, hanno annunciato una raccolta fondi per aiutare i giovani che non hanno la possibilità di praticare sport. In segno e nel nome di Giulia, i fondi raccolti saranno devoluti all'assessorato allo sport di Treviso.